Sono arrivate ieri sera a Porto Empedocle le 4 bari contenenti le salme dei naufraghi morti nel doppio naufragio di venerdì in zona Zar Maltese. Dal porto del centro agrigentino saranno trasferite a Montevago, dove saranno tumulate secondo l'accordo con la prefettura di Agrigento, e saranno anche altre 9 i corpi che arriveranno a breve nel porto marinario, come annunciato dallo stesso prefetto Maria Rita Cocciufa, trovate nella nottata di ieri. Il prefetto, visibilmente commosso, ha posto dei fiori sulle bare, quindi la cerimonia del rito musulmano alla presenza delle massime autorità civili e militari. Questa sera arriveranno 4 feretri, di cui 3 non identificati. Purtroppo sono corpi che sono stati trovati probabilmente vittime di naufragi un po' datati nel tempo, e uno invece è un cittadino ivoriano che è stato identificato. È quasi un rito, purtroppo, diventato, nessuno di noi vorrebbe chiamarlo così, però è un momento che, insomma, io continuo a ritenere importante, almeno dare una degna sepoltura a queste persone. In questo devo dire che ringrazio tanti sindaci. Oggi il sindaco di Montevago, che ha dato la disponibilità per 4 posti, ma devo dire tanti sindaci, io me li sto trovando veramente molto vicini in questa circostanza. Ne avremo altre purtroppo da trasferire. Ci sono altre 9 salme a Lampedusa, 8 le vittime del recente naufragio, più un corpo recuperato stamattina. È questa legge terribile del mare che purtroppo non perdona, quindi noi poi qui la viviamo in maniera molto forte, inutile dirlo. Questa è zona di frontiera, ci si dovrebbe abituare a queste cose, ma vi assicuro che non è assolutamente semplice. Comunque grazie sempre per quello che fate, perché anche tenere alta l'attenzione su questi temi e devo dire nella gran parte dei casi in maniera anche molto corretta, con molta, diciamo, anche con sobrietà e anche un po' in punta di piedi, io credo che ci aiuta a fare un lavoro di cui magari pochi si accorgono, ma vi assicuro che è un lavoro quotidiano e assolutamente senza tregua. Almeno questa è la mia esperienza di questa mia permanenza ad Agrigento, però lo facciamo, io e i miei collaboratori, che ringrazio, lo facciamo sempre con grande spirito anche di umanità. Queste persone sfortunate che vanno in cerca di una vita migliore e trovano la morte, quindi io credo che questa cosa sia molto triste veramente. Il prefetto cercava la disponibilità, mi ha mandato un messaggio e ovviamente ho detto sì, avendo la possibilità. Peraltro ho detto per tutte e 4 le salme che stanno arrivando da Lampedusa, quindi attendo che arrivino e poi li porterò al cimitero di Montevago, dove poi procederemo per la sepoltura. Non è la prima volta che ci rendiamo disponibili per questo triste momento, però ecco, siamo qua.